Sì, a proposito di donne, arriva per me il momento di raccontarvi un'altra storia di una siciliana veramente straordinaria e formidabile. Ecco, se vi dovessi dire Giuseppa Bolognara Calcagno, sapete dirmi a chi faccio riferimento? Ma sì, secondo me ve lo sapete dire, la famosissima Peppa Agannunera, una delle figure in assoluto più affascinanti e anticonformisti di tutta la nostra isola di Sicilia. È stata una patriota italiana ed è stata direttamente coinvolta nei moti rivoluzionari del 1860. Ecco, basti pensare che durante una insurrezione antiborbonica tra le vie di Catania, con un piano brillante, quindi con anche tanti stratagemmi attuati, riuscì a impadronirsi di un cannone incustodito e a colpire l'esercito borbonico. A quel punto, scappò dal luogo dello scontro e addirittura portò in salvo anche il cannone fino a Mascalucia. A quel punto la donna decise di prendere parte a nuove battaglie, proprio ad esempio per l'espugnazione di Siracusa, e così pensate che si tolse gli abiti femminili e indossò addirittura quelli maschili. Da quel momento in poi decise di trascorrere gran parte del suo tempo nelle caserme a fumare e a bere. Oggi i siciliani la ricordano con una via intitolata, una traversa della via Acquedotto Greco a Catania, e il suo cannone è conservato al Museo Civico di Catania. Quindi altra storia di un'altra formidabile, straordinaria donna siciliana, esattamente come quella di Andreana Sardo. Andreana Sardo, pensate, era nipote di Giovanni Sardo, docente all'Università di Catania e bibliotecario generale. Il 6 aprile del 1849 salvò il palazzo centrale dell'Università di Catania, anche la sua biblioteca, da un incendio gravissimo. Infatti, durante la repressione dell'esercito borbonico, il primo pensiero di Andreana fu proprio quell'edificio, perché era un importante centro di aggregazione ma anche di cultura, e così convinse il generale Nunziante, a capo delle truppe borboniche, a farsi dare una truppa di soldati per spegnere l'incendio e salvare così le due grandi biblioteche, la Ventimiliana e l'Universitaria, i laboratori di fisica e di anatomia, di storia naturale e anche l'osservatorio meteorologico. E oggi c'è all'interno dell'Università di Catania, proprio ho avuto modo di vederla e di raccontarla anche in televisione, una targa che la ricorda. È una targa un po' sbiadita dedicata al suo coraggio. L'obiettivo, ecco, è proprio quello di intitolarle un'intera sala di lettura della Biblioteca Regionale del Palazzo. Altra figura di straordinaria importanza nel panorama delle donne siciliane, quella appunto di Andreana Sardo. Chissà se ne sono discendente, credo proprio di no.